contiene dentro di sé ancora questo nobilissimo castello una chiesa dedicata al Beato Martino, adorna di 8 bellissime statue. Così recita una testimonianza del 1582, facendoci immaginare alcuni dettagli dell'antica cappella del castello vescovile. Questo luogo di preghiera oggi non esiste più, mentre il castello domina ancora con la sua mole il territorio di Ceneda, nucleo storico della città di Vittorio Veneto. L'inizio dello sviluppo della fortezza non ha una datazione precisa, ma un primo punto fermo nella storia pare si possa attribuire alla presenza degli Ostrogoti tra il V e il VI secolo, mentre la dedicazione a San Martino risale al successivo dominio dei Longobardi, oppure a quello dei Franchi. Oggi il complesso si compone di elementi architettonici di epoche diverse e al suo interno sono presenti 2 nuove cappelle, una realizzata nel 2009 e l'altra risalente ai restauri condotti a seguito del terremoto del 1936. A quest'ultima viene assegnata l'antica intitolazione al santo di Tours, raffigurato nella pala d'altare nell'atto di porgere metà del suo mantello al povero. La grande semplicità dell'ambiente non può che accendere l'attenzione su un altro fulcro di interesse della cappella, le sepolture dei vescovi. Al centro del pavimento è infatti collocata una lastra in marmo sotto la quale riposano le spoglie terrene dei vescovi Eugenio Beccegato, Fortunato Zoppas, Antonio Cunial e Alfredo Magarotto. La presenza dei loro nomi continua idealmente il fregio di emblemi dei predecessori, presente nel piccolo ambiente che introduce a questo spazio sacro e nella vicinissima e preziosissima Sala degli Stemmi. Se la cappella di San Martino si contraddistingue per sobrietà, all'interno del borgo di Ceneda è invece presente una chiesa caratterizzata da un particolare tripudio decorativo. Santa Maria Maggiore, eretta nel 1621 e attualmente annessa al convento di San Giuseppe, è infatti custode di un preziosissimo soffitto a stucchi e affreschi della seconda metà del Seicento. Il soggetto è la figura di Sant'Agostino, che nella partizione centrale offre il suo cuore al Bambin Gesù, mentre attorno pregano le monache agostiniane, fondatrici dell'edificio. L'origine monastica della chiesa è resa maggiormente chiara dalla parete di fondo del presbiterio. Qui, accanto a una pala d'altare raffigurante la Madonna con il bambino e angeli di dubbia attribuzione, si aprono le tipiche finestre con grate, segno al contempo di ascolto attivo e di preghiera ritirata.